Vogliamo la fine dell'assedio a Gaza, dove ci sono donne e bambini innocenti. Basta con l'occupazione israeliana. Vogliamo una Palestina libera. Erano circa 200 i partecipanti alla manifestazione in solidarietà con la Palestina, organizzata dalla comunità palestinese del Veneto, a cui hanno aderito molti italiani che hanno fatto sventolare le bandiere delle loro organizzazioni assieme a quella palestinese. Una manifestazione che ha messo a dura prova l'organizzazione della sicurezza in un momento molto delicato. Si è svolta in Piazzale Giusti proprio per evitare che venisse in contatto con un'altra manifestazione preannunciata in precedenza in Campo Marzo. Si tratta di una manifestazione che appunto è stata gestita da parte delle forze di polizia in maniera molto complessa, proprio per evitare che potesse essere fonte di problematiche e di criticità che avrebbero potuto provocare turbative all'ordine pubblico. Una manifestazione che chiede la protezione del popolo palestinese da parte della comunità internazionale, che costringe Israele al rispetto del diritto all'autodeterminazione. Per molti un obiettivo a cui tendere ad ogni costo e con ogni mezzo. L'operato di Hamas non viene quindi criticato da tutti. Condannare Hamas non può dire, perché è stato un atto di difesa e noi abbiamo condannato Israele da tanti anni. Prima di condannare Hamas dobbiamo condannare Israele. 75 anni che loro fanno le loro schifezze di violenza, di uccisione, di terrorismo e nessuno parla. Di fronte alle immagini che stiamo vedendo, che arrivano da Israele, ai bambini uccisi, rapiti, alle famiglie distrutte, credo che non si possa non prendere posizione, e mai contro un popolo ma contro la guerra, e soprattutto a me lasciano veramente perplesse le persone che scendono in piazza a favore di Hamas. Non è più il momento di posizioni facili, è il momento di unirsi tutti insieme perché questi paesi vivano finalmente la pace che meritano.